Emanuele Farrugia, riconfermato presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi in un momento in cui il turismo purtroppo langue per via del Covid-19, ma c'è tanta fiducia e tanta speranza in una attiva ripresa. Ieri abbiamo svolto l'assemblea online naturalmente per i problemi del Covid, ci siamo riuniti, abbiamo eletto le cariche sociali, abbiamo rivisto un po' quali sono i nostri obiettivi, c'è una bella compagine, siamo 36 aziende, 10 alberghi, 10 ristoranti, 5 tour operator, guide turistiche, operatori del mondo della filiera turistica, quindi trasporti anche, fanno parte anche la Strada del Vino, la Farm di Favara, insomma una bella compagine. Siamo pronti a partire, a dare il nostro contributo alla città, ma non solo alla città ma anche al territorio, per stimolare questa terra a programmare il dopo Covid e speriamo di stare tutti insieme per offrire un prodotto valido del nostro territorio. Parliamo anche del tavolo che si è creato al Comune, cui voi fate parte, mi riferisco alla Consulta, anche lei è stato abbastanza positivo come iniziativa, lei darà ovviamente il suo contributo come Consorzio Turistico Valle dei Templi. Ecco, cosa si potrà fare anche in questo campo con questa collaborazione? Ma è un momento importante, si stanno creando i tavoli di concertazione settore per settore, per cui tutti gli operatori del settore sono invitati a partecipare a questi tavoli che l'assessore Picarella sta mettendo in campo. Anzi, ringraziamo l'amministrazione comunale di Agrigento per avere finalmente un assessorato al turismo. Questa è stata una nostra battaglia che da anni conducevamo, una città a vocazione turistica che non aveva l'assessorato al turismo. Finalmente c'è un punto di riferimento, noi gli stiamo accanto, staremo accanto a questa amministrazione e a tutti coloro che in qualche maniera hanno a cuore le sorti delle imprese turistiche che si occupano di turismo. Voglio sottolineare che noi siamo imprese, la nostra è un consorzio di imprese, non siamo un'associazione di categoria, per cui il nostro obiettivo è quello di far crescere economicamente le nostre aziende. Staremo vicino alle aziende, ma vogliamo anche che l'amministrazione abbia un occhio particolare verso queste aziende che con il Covid purtroppo stanno attraversando un bruttissimo periodo e che sono sicuramente tra le aziende che hanno bisogno di più in questo momento. Dal nuovo governo velocemente si ci aspetta cosa magari come categoria? Ma finalmente ci dovrebbe essere qualcuno che si occupa di economia, di sviluppo, questo è quello che noi vogliamo. Noi, tra l'altro tra di noi ci sono tantissimi rappresentanti di associazioni di categoria che ieri si sono incontrati con il nuovo Presidente del Consiglio. Ci auguriamo che ci sia una mentalità finalmente di sviluppo e quindi non solo di tasse, solo di tassamenti che le aziende purtroppo sono state costrette a subire, ma che da oggi in poi si guardi al futuro. C'è, come tutti stiamo notando in televisione, una novità, la differenza con il piano Marshall è che finalmente ci sono dei soldi anche da spendere. Io avevo fatto un comunicato stampa proprio in questo senso, ma perché Agrigento non deve chiedere i fondi del recovery plan? Mettiamoci attorno a un tavolo, chiediamo quello che abbiamo di bisogno, quindi che il Palazzo dei Congressi parta, che ci sia finalmente la chiusura dell'anello autostradale da Siracusa a Castelvetrano. Perché non chiedere? Perché non chiedere le strutture? Sediamoci attorno al tavolo, purtroppo c'è tanto silenzio, in tutta Italia si parla di recovery plan, qui non se ne parla. Noi siamo pronti e disponibili anche a progettare, a stare accanto ai progettisti per portare avanti delle idee nuove e per indubbiamente puntare allo sviluppo di questo territorio dove abbiamo deciso di restare. Noi siamo le aziende che hanno deciso di restare. Io purtroppo ho 2 figli all'estero e non ce l'hanno fatta loro, non hanno resistito alla possibilità di rimanere qui. Noi invece abbiamo deciso di restare qui, vogliamo investire qui, vogliamo crescere qui e quindi chiediamo anche alle forze, alle istituzioni di starci accanto e noi sicuramente staremo accanto alle istituzioni per un futuro migliore.